Siamo alle notizie di economia e finanza. La borsa di Milano in forte rialzo con il FTSE MIB che avanza del 2% a 19.035 dopo il rating di S&P che ha confermato il rating dell'Italia e ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. A Piazza Affari volano le banche Svetta Ansaldo STS al più 8,9% dopo che Hitachi ha acquisito la quota del 31% di Elliott. Lo spread BTP Bond dopo le prime battute sopra i 300 punti scende a 298,1 con un rendimento al 3,33%. Venerdì il differenziale aveva chiuso a 309 punti. Le borse europee aprono in rialzo e tentano il recupero dopo una settimana difficile per tutti i mercati. L'attenzione degli investitori si concentra sulle vicende italiane dopo il rating di S&P e le elezioni regionali dell'Assia in Germania. Intanto il dollaro in calo, valutato a 1138 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Francoforte al più 0,63%, Madrid alla più 0,52% e Londra apre a più 0,51%. Chiusa invece la borsa di Parigi. Questi gli ultimi aggiornamenti di oggi, giunti qui in redazione da Piazza Affari Milano.